Dicevo che uno degli aspetti che ci interessano in questo progetto è la biodiversità nel Neolitico. Noi abbiamo potuto constatare che per quanto riguarda le piante alla penisola iberica arrivano tutte le specie domesticate nel Prossimo Oriente di un colpo, non è che arrivano in diversi momenti, abbiamo tutto dall'inizio. Tra l'altro si espande con abbastanza velocità a altre zone. Quindi documentiamo due tipi di orzo, il nudo e il vestito, documentiamo i frumenti nudi e i frumenti vestiti, vedete qua qualche esempio. Qualcosa molto interessante che abbiamo potuto anche identificare la presenza, questa specie che viene denominata Triticum aestivum durum, semplicemente si denomina così perché quando troviamo soltanto il grano è impossibile distinguere una specie dall'altra. Abbiamo bisogno di trovare i rachidi per sapere se si tratta del durum, che è molto più mediterraneo, o se si tratta dell'aestivum, che è molto più adatto a altre condizioni. Nella penisola iberica abbiamo avuto la fortuna di poter trovare questi rachidi che ci dicono che abbiamo tutte e due specie, quindi siamo molto soddisfatti di questa cosa. Le leguminose ugualmente documentiamo praticamente tutte, la fava, il pisello, la cicerca, la lenticchia, manca il gero, ma è l'erbo che anche abbiamo documentato, e qua vedete le immagini. È ovvio che per un occhio non abituato dire che questo è la lenticchia e questo è un pisello è un po', credetemi che è vero, sono identificate molto accuratamente. Uno degli aspetti interessantissimi di questo progetto, avevamo già cominciato prima, è la presenza dei papaveri sonniferi, il papavero di Oppio, che è una delle specie che si pensa possa essere stata domesticata nell'occidente del Mediterraneo. I chicchi, cioè i semini del papavero sonnifero sono piccolissimi, vedete che questa è una scala di 1 millimetro, quindi vedete un po' la misura. Si è sostenuto molte volte che questa pianta, che doveva comparire in questi registri del Prossimo Oriente, invece non compaiono, anche se hanno fatto flottazione a grande scala, non compaiono da nessuna parte. Recentemente si è pubblicato un ritrovamento perché veramente bisogna mettere in dubbio. Tutti i dati sulla presenza del papavero sonnifero in contesti neolitici vengono dall'occidente mediterraneo. Voi invece spostati in Afghanistan? Sì. Vi è piaciuta? Sì. È una delle grandi contribuzioni dell'occidente mediterraneo all'agricoltura. Sì, si conferma che veramente fu identificata e proteggeva. I dati più antichi provengono dalla penisola iberica, quasi tutti, ma anche della Francia e qualcosa dell'Italia, del lago Bracciano, che si chiama Marmota. Il problema che abbiamo è che quando abbiamo soltanto i semini è molto difficile distinguere tra la varietà selvatica e la domestica. Quando abbiamo le capsule complete sì che possiamo distinguere tra le altre. Nella Marmota esistono queste capsule intere. Quindi questo sarebbe uno dei grandi contributi dell'occidente mediterraneo all'agricoltura. E poi l'ultima pianta domestica che documentiamo di forma importante anche la penisola iberica è l'India, qui vedete alcuni esempi. Abbiamo fatto anche un studio delle diverse piante selvatiche, non ne troviamo tante, alcuna pistaccia come questa, e alcuna ghianda, e poi si identificano alcuni semini di piante che possono sicuramente essere parte degli infestanti delle coltivazioni, ma abbiamo veramente poca informazione su questo aspetto. Dicevo che i dati della penisola iberica contrastano enormemente con quello che troviamo nel centro d'Europa, dove praticamente negli stessi periodi in cui stiamo avendo tutti i prodotti della penisola iberica, in Europa e l'Europa centrale soltanto hanno, come vedete, 3 cereali e 2 leguminose. Quindi la differenza è importante. Le cause di questa differenza possono essere diverse. Noi sosteniamo che non è soltanto una causa, una molteplicità di fattori, tra cui evidentemente la qualità dei terreni, la climatologia, ma anche le proprie
proprie preferenze culturali delle popolazioni. Abbiamo evidenza di preferenza per determinate specie e anche il rifiuto per altre specie, quindi probabilmente questi fattori che sono difficili anche da rintracciare, ma sicuramente hanno avuto un ruolo nella scelta di alcuni di questi prodotti. Un altro degli argomenti che stiamo cercando di indagare in questo progetto è quali sono le tecniche agricole che caratterizzano la prima agricoltura di questo occidente mediterraneo e come le soluzioni che abbiamo identificato nel Prossimo Oriente furono adottate o cambiate nel nostro ambiente, quando le condizioni ecologiche possono essere diverse. Allora, questo è il lavoro dei miei colleghi Juan Gibaja e Juan José Ibáñez, che lavorano nel progetto e che hanno fatto uno studio delle falcetti degli isti neolitici spagnoli e hanno individuato, lo semplifico molto, ma praticamente due tipi di falcetti, uno con piccoli segmenti che vanno inserti di forma obliqua in queste armature rette e che si documentano in alcuni siti, soprattutto del sud peninsulare e anche nel sito dello Cascajos che parleremo dopo. Selce, cos'era? Selce. E più o meno è lo stesso tipo che si documenta nella Marmita. E dopo hanno individuato un secondo tipo, che praticamente sono segmenti molto più lunghi che si insertano in forma parallela ai manici, che si documenta in tutta la Catalogna e parte del sud di Francia. Questo gli ha portato a una separazione delle diverse tipologie di falcetti. Questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme con Bernard Gassin e che praticamente, come vedete, questa parte, los cascajos nella fase iniziale e il sud presenta questo tipo, la Catalogna insieme al sud della Francia presenta questo tipo con alcune caratteristiche particolari che non entro in dettaglio in siti come la Draga, eccetera, e dopo tutto il nord della penisola iberica praticamente non ci sono resti di falcetti. Questo ci ha portato a spiegare un po' la situazione. Questo ci ha portato a esplorare le possibilità che stiamo parlando di diverse tradizioni agricole nella penisola iberica e stiamo lavorando appunto su questo argomento. Il terzo aspetto che noi stiamo cercando di indagare in questo progetto è come l'agricoltura ha attuato sull'ambiente e che tipo di clima c'erano all'inizio dell'agricoltura in questa zona. In questo senso stiamo facendo studi di palinologia e di antracologia molto intensi in tutto il territorio, individuando anche, lavorando anche con quello che si denomina i palinomorfi non polinici, che sono resti fondamentalmente di funghi che compaiono in questi campioni palinologici che ci permettono di parlare dei processi alimentari erosivi, dell'uso del fuoco, della presenza per esempio di animali in determinate zone, e stiamo facendo anche molti studi di geochimica in cori carotaggi che abbiamo preso in moltissimi di questi siti archeologici e fuori in torbiere anche. Quindi sono aspetti che stiamo in questo momento lavorando anche di molto perché il progetto finisce tra un anno e che stanno proporzionando dati molto interessanti. E finalmente l'ultimo aspetto di questo progetto è studiare le possibilità che esistono dei contatti tra il nord dell'Africa, del Marocco e il sud della penisola iberica. Noi vorremmo sapere se il Nord Africa ha giocato un ruolo particolare nell'espansione dell'agricoltura verso la penisola iberica o se è stato un processo al contrario. E per questo motivo stiamo collaborando, sono membri del progetto, due equipe di Cambridge che stanno facendo un studio genetico delle popolazioni locali di diverse specie cerealistiche.
fondamentalmente di Typhicum monococcum, di Typhicum durum e di orzi. I dati che abbiamo fino adesso sembrano indicare che almeno per monococcum, che è stato pubblicato recentemente, esiste una similitudine abbastanza importante tra le popolazioni nordafricane attuali e le popolazioni spagnole. Quindi adesso bisogna esplorare questa similitudine fino a che punto possiamo ritrovarla al passato. Ma sembrerebbe che la presenza di alcune geni in queste popolazioni indicherebbero un'antichità abbastanza potente, quindi stiamo lavorando adesso diverse teorie. Inoltre nel Nord Africa stiamo lavorando in due zone, la penisola tingitana intorno a Tangeri, dove abbiamo scavato tre siti, due grotte nella zona del Kil e un sondaggio in uno dei siti più emblematici del Neolitico marocchino, a Rota del Cristal del Gar, e stiamo collaborando occupandoci di tutta l'archeobotanica dei siti scavati per i colleghi tedeschi dell'Università di Torino. E in questo senso devo dire che ho soltanto qua molto brevemente per finire i dati preliminari del sito dei Filgadani, che è un sito in la zona scavata per i tedeschi qua, in questa zona. Un sito che abbiamo flottato fino all'estremo, ma che ha dato risultati veramente interessanti. Abbiamo più di 8.000 resti paleolitici e neolitici, tra cui numerosi cereali che vedete qua, frumento, abbiamo racchidi completi, tra l'altro racchidi di Typhicum durum perfettamente identificati, abbiamo lenticchie, abbiamo una serie di piante domestiche. In datazione abbiamo datato già 9 resti di questi tra il paleolitico e il neolitico, e la datazione, anche se non sono state pubblicate, posso anche dirle, abbiamo una datazione molto antica, intorno al 5700, da prendere con cautela, anche una lenticchia che noi pensiamo che sia domestica al 100%, ma la differenza tra la domestica e la selvatica è molto... bisogna prendere con... Stiamo adesso aspettando altre datazioni. E dopo abbiamo un gruppo importante di date che si situano intorno al 5300, come tutta l'Andaluzia spagnola, quindi per cui questa datazione della lenticchia un po' bisogna prendere con cautela. Quindi questa informazione veramente secondo me cambierà completamente la visione che abbiamo del Nord dell'Africa. Insieme a questi resti domestici compaiono migliaia di resti di altre piante selvatiche, non soltanto nell'epipaleolitico ma anche nel neolitico. Intensamente si sta sfruttando le risorse selvatiche. Questo è una pistaccia, pistacchio lentisco, che probabilmente tradizionalmente in tutte le comunità africane si è utilizzata come produttore di oli. Infatti in molte comunità attuali lo usano per come se fosse olio, mettono un po' di semi nella padella e lo fanno, cioè, sono molto ricchi in olio. Non è detto che fosse il caso nel passato, ma comunque è un dato etnobotanico. Come vedete una oliva che mi compagna in forma intensiva, è un giunipero, che è anche uno dei giunipero. E come vedete quindi questo sito sicuramente darà molto da parlare. E con questo finisco, grazie mille.